Vieni qua. Allora, dove no, intanto dobbiamo fare come cinema, cioè praticamente, Cioè? capisci? Tipo? Sì. Scusi un attimo, può guardare là un attimo, gira un attimo là, vai, guarda Gira, un attimo. si faccia gli affari come se suoi. non ci fosse. Vieni, adesso ok, puoi tornare. vai, Eccoci, ecco, scusa. Facciamo come se non ci fosse. Ok, sì, perché se no siamo, non sei Che ne naturale. so, mi dà Perché fastidio, tu sai. sei simpatico nella vita. Appena si accende la telecamera Sono diventi antipatico. di legno. Un comodino. Vabbè, amici di RaiSat, sono quasi le 9, siamo le 9 di sera, tra l'altro è bella sta cosa che ancora Siamo gli unici che alle 9 abbiamo il fuso orario. Abbiamo come lì dove vivono i pinguini, no? Sì, all'Antartide. In Antartide. Era l'Artide o l'Antartide? In Antartide. Io sarà 20 minuti che parlo senza microfono. Tu sei cintura nera di pinguini, no? Sì, beh, io Tu sei un pinguino onorario ormai. Ah, e allora? Il microfono è aperto, meglio. Arrivato, Ah, Cifariello, prova. è aperto il microfono, stiamo lavorando, è certo che è aperto il microfono. Allora, Sì. saremo in diretta, Sì, perché sì, siamo in proprio in diretta. diretta, quindi su RaiSat. Controllate gli orologi. Controllate gli orologi, Sì. quasi le Sono- 9. Sì. E, insomma, ritorniamo dopo un po' dalla prima incursione. È te la vero? ricordi? Sì, sì. Sì, sì, me la ricordo, bella. Tra l'altro bella. oggi avremo un ospite proprio d'eccezione, l'abbiamo fregato proprio a Pippo Baudo perché verrà da noi L'abbiamo portato e gli a mangiare. anticipiamo, e gli anticipiamo e gli bruciamo Domenica In. Ciao Pippo. Ciao Pippo. Ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, Pippuccio. Pippo Baudo, tra l'altro, Pippo, primo trapianto ragazzi. di capelli l'ha fatto a 6 anni. pensa. Come si chiama? Aspetta. Glielo fece la nonna con l'uncinetto. La nonna. Gli sferruzzò. Ce l'aveva di lana. Di lana Ti nera. vede? Sì, nonna, voglio la coda. La nonna gli faceva. Ogni giorno gli aggiungeva le basette. Che carino, che carino, che carino. Magari, questa è bella come battuta, magari se venisse a trovarci Baudo, ma Ma è il Quando come lo mai? chiamano? Il L'Highlander? No, il No, aspetta, Carson. il Willy Carson. io pensavo Kit Carson, sai che quello Anche lui però c'ha un'età, quello ricordo. Kit. Vabbè, i nostri radioascoltatori lo sanno, questa è la zona diciamo di preparazione Sì. di Viva Radio 2. Questo è un Vedete, qui computer. c'è la rassegna stampa, Eccolo quando qua. parlano di noi, Sì. vedete, voce, cuore, ecco il nuovo Bublé perché vede, l'articolo Questo cita è Viva Bublé Radio quando 2. faceva Batman, eccolo qua. Ecco, poi abbiamo di tutte le foto più belle che insomma di artisti che hanno Quello è Bozzi. che sono venuti qui poi c'è una gazzetta dello sport che dice Inter, che succede? Stiamo ancora a chiedercelo? Va bene. Poi lui è Riccardo Cassini, uno degli autori, presentiamo solo lui, che sta dimagrendo, ha perso 4 kg. C'ha Quanti una chili hai perso? casa abusiva, Prima, dove aveva le cose qui gonfie, lui è Taddia che sta ingrassando perché era, e l'altro è vice autore, non è ancora autore. No, ancora no. Si chiama Testa Armata, è tifosissimo della Lazio, quindi salutiamo Testa Armata e tutti i tifosi. Fai vedere lo scudetto dell'Aquilotto. Aspetta, allora scudetto per scudetto, guardate questo. Scusa, vai, scudetto. quadra Baldini, fai Guarda vedere. questo scudetto. L'ho spento, niente, sono un pirla, scusa. Ragazzi, Ora lo mancano accendo. 5 minuti alla diretta radiofonica, per adesso siamo solo in televisione, tra un po' partiremo in radio. Ci siamo, ci appropinquiamo, dai. Vai, Adesso andiamo nello iniziamo a studio, andare, dai. Andiamo allo studio, ragazzi. Ragazzi, si comincia. Portate i giornali. Che parla Testa Armata? Andiamo, vai. Sasà, Viva la Bissinia. viva la Bissinia. Sasà. Bene capa, pure la rima. Facciamo una cosa che poi taglio, no? Vai. Lascia stare. No, vai, no. Questo non la taglio, no? E dopo. Sì, questo è tutto, guarda, fai in quadro. Vedi? Lavorano tutti a Radio 2 questi. Sì, sono venuti a vedere perché Questa tutto persona questo come lui, casino. così. Chi? Vabbè, vai, andate prima voi che entriamo prima. Salve. Prova. Salve. Salve. Ma lo sai che è lui? No, Guarda, gli occhi. la panza. Sta dimagrendo. Sta dimagrendo. Dottore, come stai? Sto male. Capito. Per il mio cardiologo in persona. Sto Eccola, malissimo. ciao Valerio. Ti giuro, sto male. C'ha la borsa. Sono arrivato a dietro. 46 battiti al minuto. 46. Praticamente fermo. C'è una Non mi muovo. mummia praticamente. fermo. Allegria, quella prima Sì. fila. Che ho visto una botta di gioventù. Che è qua? Come andiamo? È il capo di tutti lui qua, di Valerio. Oh, guarda chi c'è?
Che è responsabile di Raisat Extra. Eccolo, che Giudici. si chiama Giudici, ogni tanto gli faccio signor Giudici. E lui- invece è lui. In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Che applauso. Tutti li fa sentire. Allora Marco Baldini, siamo pronti per un'altra puntata di Radio 2 e volevamo ringraziare gli amici di Verona che ieri insomma ci hanno dato una grossa mano. Quanti erano? No, erano tantissime, erano 180 persone. Dentro il sottoscala dell'hotel. Nel sottoscala dell'hotel, un caldo becco, devo dire che qui non si scherza, anche purtroppo dopo il disastro dell'incendio della De Longhi si muore di caldo ovunque, non c'è, non c'è verso, non c'è verso. Allora, oggi è una puntata speciale perché amici che ci ascoltate in questo momento in diretta in radio, stasera ci potrete vedere in diretta. Canale però, 120. perché adesso siamo registrati, guarda, vai, prova. Sì, è vero. Vedi? Se eravamo in diretta la tagliamo. Tagliata, Esatto. siamo registrati, Sì. ma stasera saremo in diretta sul canale 120 di Raisat Extra. Extra, È vero, esatto, è vero, detto sì. bene, abbiamo tutti Ore c'è 21. C'è il Gota qui del satellite sì. in persona. C'è il direttore. Qui c'è Botta di Vita, il nostro no, si ride e si scherza. Avremo ospiti, veramente una cosa. Proprio ce n'è uno che ha le mie stesse iniziali. MB, Vedi? quindi Sì. è? Dai, dillo pure. Michael Bublé. Non si sa Se quando arriva, arriverà, perché- non si sa quando arriverà, ma Sì. arriverà. Sì. Attenzione, vediamo se abbiamo Subito ansie? Abbiamo ansie normali, Vai. nuove. Eccolo qua. Berlusconi entra in Telecom, lo sapete tutti, è pronta la rivoluzione dei telefonini sui display per visualizzare il segnale. Non ci saranno più le tacche, ma i tacchi. Quanti tacchi c'hai tu? Io ho 3 tacchi. È vero. C'ho tre tacchi. Allora, la nostra orchestra, come Eccolo. sempre, Buongiorno. capitanata da Trenerfora. Guarda che giacchettina si è messa. Il Hai Frodo, visto? siccome sa che ci sono le telecamere, Subito. Ma io non la posso ha ripreso pensi, il completino della prima comunione. Perché Sì, tanto ero a uguale. righe così lo non so- vestivano. Non sono più cresciuto dalla Tu prima l'hai comunione. fatta la prima comunione? Certo. Davvero? Certo. Avevi il fiocco bianco? No. E Lei la ha la cresima? cresima. La cresima l'hai Pure, fatta? sì, sì. Ti hanno dato lo schiaffetto? Uno schiaffone. Ma No, a lui gli hanno dato una testata, è Chi l'unico è a il cui... il tuo padrino di cresima? Mio nonno. Ma dai, Sì. buonanima. Sì. È andato. Sì, sì. Non fare gaffa. No, per no, favore. certo. Pensa se fosse vivo. Immagini, appunto, invece no. si stava Almeno toccando sicuramente. Sì. Si chiamava Cremonesi tuo nonno? Sì. Suonava? No. No, tu sei il primo dei cremonesi che suona. Sì. Del Davvero? Cremonesi sì. Sì, sì. Chissà da dove hai preso questa Boh. cosa. Bello. Parlare con te è proprio il Sì, dialogo. il dialogo proprio ti dà modo di Sono argomenti. logorroico. Cioè, ma veramente, uno dice, ma fatti venire qualche idea, qualche cosa. Beh, potremmo suonare, no? Oh, hai letto il messaggero? Ragazzi, dov'è il messaggero? Il messaggero, diamo una Dovrebbe mano, essere. diamo una mano ai giornalisti, Alla lo sai, stampa, che certo. sono in sciopero perché gli editori, no? Loro gli Sì. editori non ci sentono, quindi non firmano i pezzi, anche ieri al telegiornale dicevano noi non vi diciamo chi siamo, e però io parlavo. ti facevano vedere. Ti facevano vedere. Appunto. Allora c'è una notizia sul messaggero in prima pagina, i chirurghi accusano bisturi cinesi. La salute è a rischio, sai, ci sono i bisturi che costano un po' di meno. Ah, quelli cinesi, sì. Infatti non sono bisturi, ma sono bastoncini, quindi qual è Operati il problema con con il quello, bastoncino? No? esatto. Non si può, attenzione. Raul Casadei dichiara Cremonesi si vergogna, ma il vero padrino ero io. Ah! Sei pronto col tuo stacco Certo, intro? vai. Ladies and Stacchetto, gentlemen, stacchetto. Enrico Cremonesi e la sua band. 1, 2, 3, 4. Bravo. Grazie. Cremonesi gode come un riccio perché oggi finalmente potrà suonare la musica che tanto gli piace. Sì. Ma abbiamo un nuovo personaggio, che voi non potete vedere in questo momento, anzi purtroppo lo possono vedere stasera, però in radio non lo possono non si vedere. possono vedere, Lo sì. stasera sveleremo. Abbiamo, visto che suonerà a Roma, abbiamo con noi il grandissimo Prince. Ah sì, Prince. Buongiorno, Prince. Buongiorno Prince. Hi. My name is Prince. Ehi, ha detto. Prince, voglio vedere la fantasia di Prince dove Sì, arriva. Allora, caro Prince, senta, quando
Ha detto come dire, dimmi. capito? Tell ci me vuole- something. I understand. Dimmi qualcosa. Allora, vuole cantarci una canzone giusto per delle sue, nel suo stile, no? Nel suo Yes, stile yes. di prima. Ce Okay. lo fa? Yes, I Ce lo do, fa? I do. Come Una on, canzone. guys. Hai tu, lo fa. Dimmi. No, sì, Prince, scusa Excuse un attimo, me. scusa un attimo. Provi a parlare con Cremonesi come ho fatto ieri. sì. Yes. Vai. Hi, Cremonesi. Buongiorno Prince, come andiamo? Oh, it's okay. Everything is okay, thank you. Non sa cosa dirsi. Ci vuoi suonare qualcosa? Lui non di sa cosa particolare? dirsi da Oh, solo. I don't know. What do you want? Non sa cosa dirsi. È una delle gag più belle. Per noi, forse solo per noi, non lo so. La Cremonesi che parla da solo è fantastico. Prego Prince, ci faccia. Grazie Prince. Prince. Basta che ci hai sfranto. Perché... Thank you very much. Thank you. Allora, c'è una notizia, prima di collegarci col Quirinale, una notizia meravigliosa. Allora, ascolta bene Cremonesi, Sì. il sacerdote Sì. che ha fatto la prima comunione, è uscito proprio adesso, guarda, ce l'ho sul display. Il sacerdote che ha fatto la prima comunione a Cremonesi dichiara, me lo ricordo, non aveva studiato il catechismo, quando gli ho detto di fare un atto di dolore si diede un cazzotto sulle Adesso ci colleghiamo con il... No, non Quirinale. No. Parliamo del congresso. che il si è congresso aperto dei ieri, sì, DS. Il congresso dei DS, DS, ieri, sì. Ma chi è che ce ne parla, scusa? Un signore che ha detto vuole intervenire. Adesso sentiamo. Sentiamo. Uno di Firenze, perché il congresso è no. a Firenze. Non mi dire che il Non lo so. No. Io spero Dai. di no, perché sennò non reggo, lo sai, io mi sdraio. Vabbè. Allora, c'era anche Silvio Berlusconi, lo sapete, no? Che ha applaudito al discorso di Fassino, proprio è stato accolto bene dai diessini. Adesso c'è questo signore che è un cittadino fiorentino che vuole intervenire. Sentiamo se c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno, una sega! Ma come, scusi? Martano Volpi, ancora un'altra volta. Ma non lei. è colpa mia se sono di Firenze, se chiamate Firenze rispondo io, Maremma telefonica. Vabbè, senta, voleva dirci qualcosa sul congresso dei DS? È un casino, Firenze è piena di comunisti, Vabbè. Maremma proletaria, non c'è verso di circolare in macchina, non si trova un parcheggio nemmeno a pagar loro, Maremmaccia doppia fila. Vabbè, senta, ma lei c'è stato al convegno? E ci sono stato sì, i DS, te lo posso dire, sono tutte delle brave persone, Oh, bene. c'hanno le palle No. grosse come due palle di cannone. Ma lei ce l'ha con le palle, l'altra volta gli alieni, poi i cinesi, adesso i DS. Non dai. è vero, Maremma, ghiandolare! Fassino le secco, ma è tutto palle! No, non dica ste cose, non sta bene, siamo in TV. Dai, Sembra, magro, ma lo sa che Fassino sembra di vedere due ciliegie con un gambo che ma camminano. non dica. Vabbè, dai, senta, ma perlomeno ha apprezzato il discorso che ha fatto Fassino? Ma quel Fassino è proprio bravo. Oh, bravo. Il suo discorso ha fatto miracoli. Sì. Ha fatto miracoli. Va bene. È riuscito a far diventare comunista anche Berlusconi, Maremma Nana. Perché Maremma Nana? Senta, ma lei l'ha visto Berlusconi? Ma come no, Maremma Cavaliera? Ero proprio lì vicino. Sì. Un grande personaggio, non molto alto ma molto carismatico. Sì, E poi c'ha due palle Non grosse credo. come parabole. Ma Ma veramente. no, anche lui, ma non lo dica, dai, tutti c'hanno. Berlusconi c'ha le palle più grosse di tutti. Ale. Avete presente le foto di lui con le 5 donne? Con le 5 donne, sì. E non era mica sedute sulle ginocchia. No, C'erano tutte. Vabbè, vi saluto, non si Vabbè, può mai, meglio così, si può manco mai grazie. raccontare nulla con voi. Arrivederci. vi Martano saluto. Volpi, eccolo qua.
Eccoci, viva Radio 2. Sì. Scusa, c'è una Dimmi. telefonata? Sì. C'è qualcuno che vuole intervenire? Nel frattempo se c'è un accappatoio, non Sì, dico un perché stai asciugamano, morendo. perché qui purtroppo... C'hai 2 trote sotto le quando ascelle. fai la radio, fai la radio. Appena ti sventuri, dici facciamo un po' di TV, ti piazzano Ste lampade 960 abbronzanti, sì. fari, per cui se chi ha un accappatoio, Sì, un ventilatore, degli un sifone assorbenti, borracifero, qualcosa. assorbenti, come Sì, si chiamano? esterni. Sì, non quelli proprio. No, Esatto. però io un Nuvenia Pocket in fronte Esatto, no, non ve lo metto. non però lo vedrei bene. Qualcosa che assorba, datemi, non Sì. so, carta assorbente, cartoleata. Signorina, mi devi lasciare qui il pacco Grazie. Vedi? della Questi, carta. La carta, voglio la carta! Ci tamponiamo. Se no mi diventano veramente... Oh. Esatto. Allora, Una tamponatina, eccola ce la là. faccio chiù. Allora, vediamo, non so Sì. chi abbiamo al telefono. Non c'è più al telefono? Non c'è. No, non Ok, c'è più, andiamo vabbè. avanti. Ok, andiamo avanti. Attenzione Marchionne! Sì, adesso Fiat, no, non vogliamo Fiat, fare Fiat. perché noi, sai, con Fiat siamo, certo, siamo amici, però è culo e notizia, camicia. siamo notizia dei Sì. giornali, proprio oggi. Marchionne annuncia che l'Alfa Romeo verrà prodotta in Cina. Pensate, il nuovo nome è già stato scelto, è l'Alfa Romeo. Cassini, questo è piaciuto a te, l'Alfa Romeo con i fari Armandorla deve essere il massimo della vita. Allora, andiamo Sì. ancora avanti. Sì, questa la leviamo perché qui abbiamo notizie che arrivano. Nel frattempo mi dico che Michael Bublé Sì, è già sta per atterrato. arrivare, è già atterrato con l'aereo privato, c'ha un aereo piccolissimo per cui Sì. può atterrare anche in Sul Bioslavia, tetto, qua esatto, proprio sì. a fianco e Dove si fa fanno i lasciare. lavori, Ragazzi, secondo me qui i tovaglioli non No, bastano. no, qui ci vuole. Qui ci vuole veramente l'assorbente. Una doccia perché ci vuole. tra un Lì, po' la doccia ci vuole vuole. anche l'assorbente. Esatto. Vabbè. Allora, non devo niente, ok, non devo dire nulla. Bene. Ok, non devo dire nulla. Senti. Ho capito ora, ho capito tutto, poi lo spiegherò dopo a tutti voi. A tutti voi cosa Ma era dopo lo successo. spiegherò dopo. Che cosa è successo? Senti, il nostro abbiamo una scritto- canzone. Ah, sì? Sì, Ma abbiamo una vabbè. canzone. Però ora, Sì. diciamo, noi siamo in radio, voi sentite la canzone. Sì. Sentite la canzone in radio, ma poi stasera in diretta in televisione quando va la canzone noi che facciamo? Stiamo fermi qua? C'è il giudice che racconta No, due io ho barzellette, un'idea, no? ho Sì, un'idea. qual è? Allora, mettiamo Ah. una canzone Ah. e io e te facciamo il video. Ah, ok, della canzone. Improvvisato, Vabbè. ci mettiamo qui davanti e ok. facciamo il video. Allora, la canzone si intitola. Allora, bisogna vedere ora chi fa chi. Che canzone è? Si intitola Prendimi. Io faccio quello dietro. No, tu fai tu e io faccio io, ok? Vabbè, ok. Allora, canzone misteriosa perché non si sa il cantante. Stasera in televisione vedrete, mentre voi adesso sentite la radio, stasera in televisione si vedrà il video della che canzone. faremo in diretta così. io e Marco vabbè, Baldini. vabbè. Adesso cantante misterioso con Prendimi. Ora che ti sto pensando, ora che non sto dormendo, tu che cosa stai sognando? Nel rumore di questa città passano le ore ma non va quello che sento dentro, senza di te sono un fuoco spento, ho bisogno di restare al vento. Se l'amore è matematica, dimmi tu cosa fa il sguardo su di te per un'ora. Prendimi che la vita va, se un sogno ti basta, abbracciami e resta con me. Prendimi che la vita è già una vacanza, oltre questa distanza che c'è. Prendimi che la vita è qua, cosa succederà? Le tue mani sono aironi, scrollano le mie emozioni fra 3 giga di canzoni. Yeah. Tu mi basti, tu mi riempi, accendi tutti i sentimenti. Io sono così contento di averti qui con me in questo momento. Ho bisogno di fermare il tempo. Se ti guardo e tu arrossisci un po', è tutto quello che
Ragazzi, io credo Bene. che possa bastare. Andremo su tutti i blog del mondo. Allora, penso. questo lo Sì. vedrete stasera alle 21 perché mentre la canzone andava io e Video interpretavamo, io e Video. Sì, io e Baldini, e guarda, Baldini uguale, il video. interpretavamo la canzone. Allora Ho c'è. sudato freddo. Allora, la mamma di Baldini, dopo aver visto l'esibizione di Marco, dichiara: ora capisco molte cose. Che caldo, ragazzi, io non ce la faccio. Lo Appena so, viene lo so. Bublé si scioglie qua. Una cosa, bisogna veramente fare un ventilatore no, gigante, Sì, sì. adesso. Signor giudice, Eh. Marco Giudice. Dovevamo pensarci prima perché è una cosa, guarda, lui c'ha la camicetta, vedi, si già. Sì, tranquillo, noi con la giacca. No, perché siamo perché abbiamo. Chi è? Chi è? Tindaro, mi riconosci? Tindaro. Silenzio, ragazzi. Mi riconosci? No, Ti ricordi di me? chi è? Perché fai finta di dimenticar? Beh, l'accento non è proprio siciliano. Io, sai, sono siciliano, capisco quando è Il siciliano. tempo passa e tu non mantieni, Cosa non mantengo, scusi? Questa era non una mantieni le telefonata. promesse. Ma chi è? Ah, Ho capito chi voglio- sei. non voglio più aspettare. Saranno altri conta una sola parola. Qual è la sola parola? Ti ho dato la mia, Sì? ma tu non mantieni. Ma qual è la parola? Esatto. Provvedi, tu sai cosa voglio dire. Su quel cosa voglio, capito? Cosa voglio dire? Provvedi. Sì. Non chiamarmi, è pericoloso. No. Provvedi subito, provvedi. No, non è impossibile. Se lui. Ma chiuso! Ma come? Ma come che no? Non mi può io so, era Mike! Era Mike, sì! Ha fatto Si è sta fatto voce. lo scherzo! Ma se n'è andato! Ma Era lui! Sì! Non l'avrei mai riconosciuto in 100 vite, ti dico la verità. Lo richiamiamo? Sì, lo richiamiamo subito. Provate a richiamare, ragazzi, provate a richiamarlo, lui non mi può fare queste cose qua. Era Mike. No, perché lui è arrabbiato, dovete sapere che com'è molto arrabbiato, perché Perché? abbiamo gli ultimi spot che abbiamo girato. Lui si traveste praticamente da tutto. In 2 giorni si sarà cambiato 900 fatto un volte. mazzo. E io invece mi sono cambiato mai. Io sono venuto da casa vestito com'ero, ho girato 20 secondi e basta. E lui invece, ma tu no, fai un cazzo. Solo io. Parrucche, barba, qualsiasi. Quindi me la vuole far pagare. Nel frattempo mi dicono che Michael sta. Ecco, risquilla. Se era lui un grande, non l'avrei mai No, non ci riconosciuto. posso credere. Attenzione, scusate. Fantastico. Questo stasera in televisione sarà un momento meraviglioso. Sì, tutti fantastico. fermi. Con lo squillo, Con lo squillo del però un telefono. telefono VIP, dunque. Sì, certo. Ma allora, secondo te, lui adesso risponderà Ma neanche morto. sotto tortura? Neanche. Cioè, proprio, guarda, è peggio di un bambino di Tra 3 un po' anni. richiama e fa il pugliese magari. Sì, Così, ora te però vedrai. no. Sì, sì. Guarda. Niente. Niente. non Vabbè, c'è lasciamolo stare, ormai lo conosco. Gli è piaciuto a lui fare sta cosa Sì, qua, sì, della sì, parola vabbè. d'onore. Allora, abbiamo un collegamento. Il nostro scrittore Sì, preferito. il nostro scrittore preferito, signori. parlando il di nostro Federico Moccia. scrittore preferito, che tra l'altro pare sia contento della nostra imitazione. Ah, L'ho sì? letto oggi su un noto settimanale meno male, che inizia per Pana. E finisce, Pano. finisce per Rama. Esatto, Capito? c'è un pezzo Sì. su gli imitati di Via Radio 2 e poi questa mattina, Eh? posso dirla sta cosa, Dilla. ho incontrato al programma di Neri Marco Re, Sì. c'era ospite Battiato. Lui in persona, Sì, lui. con Laura Sì. intorno. Sono andato e ho detto: Franco, ciao. Ah, sei tu? Sì. E ho detto: no, volevo così salutarti, insomma, non è che ti dà fastidio, noi facciamo. No, non è che mi dà fastidio, è che la gente mi incontra per strada e non mi chiede più niente di me. Mi chiede solo: ma l'hai sentito? L'hai visto? Hai sentito cosa dicono di te? E poi mi ha detto una cosa che non posso riferire. Ah, ok, va bene, adesso ci hai detto Ebbene, così. diciamo adesso non ci colleghiamo con lui, dopo, sì, che sì. adesso è il momento Di Moccia, di l'autore, Federico Moccia, 3 l'autore metri di sopra il cielo, tutto. l'idolo dei dei teenagers. Il re dei Lucchetti. Ma l'idolo, Sì. francamente, non, cioè, se parliamo Sì. di idolo è Scami. Ah, è Scami, sì. Scami. Quello che ha creato. Come lo chiamano? Sai, le pischelle lo chiamano Scami. 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 Che Perché Marcio era brutto. brutto. Esatto.
Ciao Marci. O Marcio. Ti immagini Marcio? Esatto. Va bene. Proviamo Però a è bello. chiamare Federico. Tu sei stato mai amato dai teenager? Neanche quando Neanche avevo da- 12 anni. neanche- proprio. Perché già Dai ne- cavalli sono stato. Dai puledri. Dai puledri, sì. Allora sentiamo Dai se. puledri. Ma sto fumo ci deve essere oppure sì, eh? Quale fumo? Bah, io vedo una specie di Sì, fumo. allora chiediamo È ai nebbia. tecnici di controllare qualche cosa. Cioè non Che fai? vorrei Dopo- domani che i giornalisti cominciassero a rifirmare i pezzi dicendo Esatto. che siamo morti Esatto. qui. nella- Erano due ragazzi in gamba prima che si accorgessero del Sì, fumo. c'è poi... del fumo. Sappiate che c'è del fumo che gira qui. Ora, a meno che qualcuno No, di noi. zitta che arriva la finanza subito. no, ecco, scherzavamo. Allora, Bene, sentiamo se c'è appunto l'idolo dei teenagers. Sto parlando di Federico Moccia. Pronto? Chi è? Marco Baldini, viva Radio 2. Quanti anni hai? Ma ancora, 47. Mi dispiace, mi dispiace molto. Cosa? Io sono sono veramente contrario all'accanimento terapeutico. Ma quale accanimento terapeutico? Sono contrario, Ma caro. non è vero niente, dai, ma perché? Beh, alla tua età dovresti aver già percorso quel lungo tunnel luminoso che tutti noi sappiamo. Scusa un attimo se me la tiri, Dai. Senti, ricordiamo che per lui esiste solo l'età dell'adolescenza. Certo, perché quella è l'età dell'amore vero, dei sentimenti puri, da affetti sinceri, delle ore e ore passate chiusi in bagno coi miei libri. Ecco, non sai che si rischia di diventare ciechi? Meglio, così non leggi quello che ho scritto. appunto. Ma anche in quei momenti è importante che il gesto più semplice sia ispirato da quel sentimento taroccato e leggermente putrefatto, che è l'amore. Ah, ecco, appunto l'amore, vabbè. Perché a volte l'amore è come una fotografia di Marco Baldini in macchina che parla con un trans. Cioè? Gli sta solo chiedendo un prestito. Senti, bravi, battete pure le mani, bravi. Hanno riso tanto. Lo so, Hanno non riso dovevano, tanto. ma hanno riso. Gli è piaciuta tanto questa. Senti. Gli è piaciuta tanto. Molto. Tanto gli è piaciuta. Sono Moccia. Federico, Scrivo scrittore, libri, sono sì. bravo. Sei di? Successo. Parioli? Roma, Parioli, Tua anche moglie? Piazza Euclide. Mia moglie, ironia della sorte, si chiama Penna. Certo, senti, oggi che fai? Niente di particolare. Questa mattina ho scritto un libro. In quanto tempo l'hai scritto? In non più di 3 minuti, perché l'ho scritto mentre stavo facendo l'amore con mia moglie. Chissà come sarà stata contenta. allora. Molto, perché gliel'ho anche letto tutto, così almeno potrà risparmiarsi di leggerlo. Sarà un libro corto. Sì, guarda, pensa, sono solo 476 pagine. ecco, proprio una- Allora, vuoi sapere la storia? La vuoi sì, sapere? dicela. Allora, è una storia di un gruppo di amiche dodicenni. Sono Fiffi, Babbi, Luli, Mimi, Iaia, Wally, Dada, Nini, Vava, Ciccia, Sassa, Kelly, Titti, Rama e poi di un gruppo di amici dodicenni. Cioè? Pure, ancora, se ne parte. E certo, alla sola, step, rap. Ripeto, Sì. c'è un disturbo sulla linea. Sì, la linea è disturbata. Dicevo, sono step, rap, pet, ret, flat, bot, BTP e CCT. È bello. Uno che si chiama Giovanni non Sì, è no. normale. Sì, c'è uno, c'è Giovanni. Giovanni. Fermo, visto? C'è Giovanni? E Sì, chi è? Il cane. Il cane. Il cane. Allora, tutti insieme si trovano e vanno a prendere a randellate i genitori, così, per i nomi che hanno scelto. te credo. Ma per fortuna sono randellate date e sospinti da quel sentimento pieno di orticaria ed afta epizotica Ma che schifo. che è l'amore. Perché a volte l'amore è come Enrico Cremonesi nudo, Cioè? completamente innocuo. Ecco. Adesso devo andare, Sì. devo andare a fare una scorta di lucchetti. Sì, via Ponte Milvio? No, per il 1° maggio. Il ponte Per del il primo ponte del maggio. 1° maggio, sì, capisci? Allora faccio Senti, una va bene, scortona. allora ascoltami Federico. Faccio una scortona, Adesso, sono Moccia, Federico, scrivo libri. Ho capito, scrittore, scrivi libri. Faccio anche l'autore televisivo, Autore faccio tante televisivo. cose. Tante cose faccio. Ok, senti, parliamo del tuo blog www.federicomoccia.it. Lo conosci? Cappellino, cioè. Sono Moccia, Federico. Ancora, Sei ripartito incartato. un'altra volta, sei Cappellino. incantato. Cappellino. Fede, Sì? eccolo. Dicevi? Allora, parliamo del tuo blog www.federicomoccia.it. Certo. Oh, allora, ti scrive Sculettina91. Sì? Allora, dice: ciao Federico. Ciao. Non sono io, è Sculettina91 che te lo chiede, ti Ok, dice ciao Federico. ok. Ciao Federico, Ciao. come stai? Bene, tu? Ti pareva. Allora, saltiamo questo passo. Vorrei farti una domanda personale.
Posso? Non hai bisogno, siamo amici, Marco, puoi fare quello Non che sono vuoi. io. È Sculettina91 che ti dice: ciao Federico. Ciao, come va? Tutto bene? Saltiamo, vorrei farti una domanda personale. Sì, dimmi. Ecco, indossi sempre il cappellino perché hai pochi capelli? Questa è la domanda di Sculettina91, che ci posso fare? Allora, Sculettina. Già ora se la deve scrivere perché almeno... Ciao Federico, ciao. Ciao Federico. Come stai? Bene. Si risponde anche mentre scrive. Vorrei farti una domanda personale. Posso? Dopo il posso Sì, c'è l'uncino capovolto? sì, il punto interrogativo, Ok, esatto, posso, l'uncino quindi capovolto. posso? Mm. Posso, quindi io gli dico sì e lei mi fa la domanda. Sì. Indossi sempre il cappellino perché hai pochi capelli? Perché hai pochi capelli? Esatto. Punto interrogativo, L'uncino, anche qua con le e le virgolette. macchioline su? in Le alto? macchioline, le quindi virgolette. L'ha Lo detta questa scrittore, cosa, ah, l'ha no. detta, no? Si dice virgolettata. Bravo, vedi che quando Bene. vuoi... Ci sono? Vai, rispondi. No, perché hai pochi capelli? Esatto. Cara Sculettina 99. 91, l'hai ringiovanita di 9 anni. Scusa. E sai... Tu ringiovanisci tutto quello che tocchi, è vero? Allora, la domanda è perché hai pochi capelli? Sì, Perché hai pochi capelli? esatto. Vabbè. Cara Sculettina 91, Sì. ti ringrazio molto per questa domanda molto profonda Sì. e ti rispondo dal profondo del cuore. Sei proprio una strozza. Benissimo, grazie a Federico Moccia. Adesso va la radiopromozione. Allora, ferma. La casa arredata per loro. L'altro giorno mi fa: Marco, sono stato in ferie, 5 giorni in camera da letto, poi ci siamo spostati in cucina. Oh, lì si mangia da Dio. Ma dovevamo fare la una gag. cosa molto divertente, potevamo fare. Io ho detto: ma ti sei fatto Potevamo fare una cosa meravigliosa. una casa arredata per loro? Sì, potevamo fare una cosa meravigliosa. Ma potevamo, Che la facciamo a fare? Noi potevamo, noi possiamo fare un sacco di cose, ma non le facciamo. La casa. Viva Radio 2, via Asiago, live, vi ricordo anche stasera alle 21 su Rai Sat. Allora Eccoci. ti faccio vedere una cosa, per gli amici lo vedranno stasera in televisione, non adesso, Sì. lo scherzo che ho fatto a Staffelli, Sì, io ieri mi sera ho sono fatto uno rovesciato. scherzo meraviglioso, amici di Rai Sat lo potete vedere in questo momento. Buongiorno, siamo di Striscia la Notizia. Siccome c'è il signor Staffelli che dorme qua, che ieri mi ha dato il tapiro, è ancora qua? Me lo può dare per favore? Lo so che voi non lo fate, però c'è la televisione, Staffelli si conosce, a me mi conoscete, quindi pericoli non ce ne sono. Mi servirebbe un pass per la 118. È la vendetta di tutti gli attapirati. Tutti gli attapirati, andiamo, adesso signor Staffelli. Armato della chiave, Fiorello va nella camera di Staffelli. Questa è la valigia di Staffelli. Pirlone, signor Staffelli, buongiorno, siamo di Striscia la Notizia, buongiorno, come stai? Ma che brutto che è, un mostro. E tu mi lasci lui libero lì alla hall, l'ho beccato, come stai? Allora, signor Staffelli, le voglio dare qua, se lo metta qui il tapiro, perché lei ieri mi hai presa la sprovvista sull'Inter, capisci? Hai capito, bello, che noi abbiamo ancora 6 match ball, perché dovevamo vincere subito? Che mi hai fatto fare l'affranto. Staffelli dormiente, è terribile. Ho preso la valigia, te l'ho svuotata e ti ho buttato tutto per terra.
Sei contento? Nessuno te l'aveva mai fatta, vero sta cosa qua? E che vuoi? Oh, grazie, come ti chiami? Andrea, non è che poi dopo gli dirai qualche cosa. Bene amici, tu mettiti di controscena, non vedo l'ora di dirlo. Rosario Fiorello, Striscia la notizia, Verona, Staffelli. Sono le mutande quelle con l'elasticone che escono fuori dai pantaloni. Ciao 7 e l'8, gliel'ho fatta, Eccoci qua, siamo in diretta. Visto che capelli aveva da pavone. I capelli meravigliosi, l'ho beccato proprio lì, se lo meritavo. Allora, Vabbè. c'è appena ascoltata la dichiarazione di Fiorello e Baldini, abbiamo del fumo in studio. Livia Turco manda un telegramma di felicitazioni. Grazie. Grazie Livia. Grazie. Allora, Sì. ci siamo quasi. Ritorna dopo anni. Quanti anni è? A quanti anni dalla sua prima partecipazione? 2, 3 Cremonesi. anni fa. 3 anni. Allora, aspetta. C'era Arbore con noi, ti ricordi? Hanno fermato Bublé alla Guardiola perché ha lasciato in seconda fila il mezzo con il quale è venuto, un Canadair, pensa a te. Certo. Allora, sei pronto Sì. con lo stacco? Perché pare che Bublé sia già arrivato. Che stia Vedo- arrivando qui Vedo proprio. qui donne in fibrillazione in prima fila, gente che sviene, Sì. incredibile. Ladies and gentlemen, Gentlemen. viva Radio From 2, Canada. from Canada, Michael Bublé. Michael è andato subito dalla Paolilla. Michael Bublé. Olè. Olè. Allora Michael non è da solo, non può mancare Olga Fernando. Perché non... future ex-wife. La mia futura ex moglie. Allora devo dire, non perché io non conosca l'inglese. No, certo. Ci sono gli inglesi di Oxford e quelli di Siracusa, cosa volete? Perché io voglio, mi piacerebbe anche a te Baldini, Certo. che da casa capissero bene poi esattamente Cosa? Well, my Italian is shit. Beh, il mio italiano fa proprio Ha detto schifo. non è proprio perfetto. Io però, sai, conosco poco. Sì, ma shit si conosce. Però su shit ho avuto un... È pecora, ha detto il mio italiano è pecora. Shit. No, quello ha detto shit, diciamo. Sheep. Pecora, vedi? Bene, pecora. Cremonesi? Sì. Dillo pure te a sto punto. Schifo, shit. Pirla. Abbelato. Allora, Michael, io adesso non vorrei fare l'intervista canonica. No. Voglio vedere come traduce canonica io. Sì, adesso perché, sì. come traditional interview, non traditional. Serious. Molto seria, no? No. Yes. Allora, voi dovete sapere, amici radioascoltatori e televisivi, che Michael Bublé non è solo il cantante che voi sentite nei dischi, bravissimo, con una voce meravigliosa, ma secondo me ha delle potenzialità. Da uomo di spettacolo proprio. Sì, io voglio vedere come traduce. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi Mentre ritrovai vai per una in selva mezzo. oscura che è la diritta via e la smarrita. Solo qui, fino a qui sappiamo perché poi Precipitevolissime volmente, voglio vedere. Even though the sound Ecco, of it is something quite mi atrocious. hanno ha fregato. tradotto pure quello, Sì. incredibile. Allora, facciamo una cosa che non si è mai fatta. Quale? Facciamo solo una domanda perché poi ci divertiremo a cantare. Please. Prego. Beh, la domanda la faccio fare da una ragazza del pubblico al volo, quella ragazza in prima fila. Che sta Signorina, lei praticamente parla svenendo. Sì, lei parla inglese? Sì. Non ci posso credere! Yes I do! Ha detto! Yes I do! Yes I do! Microfono, please. Sì, allora Thank you, purtroppo Sasà. abbiamo. Allora, good morning. Hello. The cat is under the table. No, Lesson 1. What's your name? My name is Elisabetta. Ciao Elisabetta. Non ci guarda proprio, sta guardando di lui, lì. ecco. Yes, Michael. Allora, prego Elisabetta, prego.
Shall I make him a question? Ma che stava là proprio Sì, bene? sì, beh. Ok. Allora, La capisce lui e noi no. facciamo una cosa, Olga, tu traduci per lui, io traduco lei. Ok, prego. Allora parlo l'inglese. No, in inglese, solo inglese. Solo inglese, allora. A question. È question, è una questione, ha detto, una questione che adesso noi vedremo di risolvere. I have no question. I'm just very happy that you're going to sing with Fiorello. Oh, me too. For me, it's like Me the too. greatest thing. Hanno fissato l'inciucio, secondo me. No. Scusate. Ecco, what are you doing tonight? Visto? Joe, I have a question. Scusi, signorina, do you try? Sì. Che vuol dire, ci stai a provare? Vuol dire Do you have any plans for the night? Plans for tonight, Michael? Oh, what are you doing? I'm free. Shall we go out for dinner? Io non ci posso credere. Ce ne possiamo andare, È arrivato bambini, beccato perché- subito. Io tra noi 20 anni che facciamo a radio, lui 5 minuti. Incredibile. No, allora. Does she know that I'm... No, I just Ma lo sa che io sono... No, Cosa? last night. Che vuol dire? Scusate, tanto stasera lo vedremo. Gioia. Vuol No, last night. Oh, darling. No, last No, night no. I read Yeah. in an article on Vanity Fair that you have a beautiful girlfriend. So Ah, lei ha nothing detto, to do for the night. ha detto che ha una Bella ragazza. un Yeah, have you negozio seen- di Vede parrucchieria. Have you seen the movie The Devil Wears Prada? Yes, Seriamente, I avete saw visto it. il Yeah. Diavolo Veste Prada? Sì, come no? She plays the English bitch. La mia ragazza fa quella inglese, Antipatica no, un po' inglese. antipatica. La capo ufficio che poi viene. Quella che poi viene. The Ma mean io sono assistant. molto simpatica. Carina. The mean assistant. My But I favorite. am very nice. I am never bitching in the office. Scusate, potete togliere il microfono alla signorina? Perché Tra un po' si levategli il sposano. microfono perché non smette niente. È cominciato stasera, Dai. domani, a fidanzata. Allora Thank Michael, you. diciamo innanzitutto che Michael, e lo facciamo vedere, quando si fa vedere un CD verso la telecamera, si può fare solo una cosa. Vai. Finished his latest CD. Here it is. Questo è il CD nuovo, eccolo qua, eccolo, Lui si chiama Michael Bublé, canta da Dio, c'ha una voce che pure io vorrei avere. Io canto la canzone sua, guarda, Once in my life. Allora, Michael Bublé col nuovo disco che si intitola, il singolo è Everything. Everything. Senti, io devo dirla sta cosa, devo ringraziare pubblicamente Michael Bublé, lo devo fare, perché è quasi 2 anni che nel mio... Chi ha visto Volevo fare il ballerino qui? Chi ha visto? Guarda. 3 volte lei. Scusate, chi non l'ha visto? Who hasn't been to my show? Perché? Why? Perché non si vede? Fuori di qua. No, allora io duetto con Michael, proprio Via lui mi ha cavo. regalato un un filmato, se noi siamo andati in Canada, siamo andati lì, lui ha registrato la cosa proprio per me, dove dice Fiorello, io dico Michael, e cantiamo Home, quindi tra un po' questa ve la beccherete in diretta perché la facciamo qua, ma prima di ciò, come prima di ciò, come si dice? First of all. Before Before we do this, Mi ha detto subito, non glielo. fa bene. Prima di ciò ci piacerebbe che Michael no, ci facesse un qualcosa di divertente prima di cantare, perché lui è un bravissimo imitatore, great imitator. cioè lui imita veramente, è vero Michael? Lo vedo preoccupato. Mi vede preoccupato? No, io so che lui... No, I'm okay. Allora, guarda, ti faccio vedere. Io oggi, mentre lui provava, stamattina, l'ho intravisto così che faceva Elvis, ma proprio ha fatto un attimo, proprio ha fatto la faccia, anche la faccia, le espressioni. Dimmi che accordo vuoi, vuoi un accordo? What do you want them to Oh, give me Can't Help Falling in Love in C. In sì? Vabbè, no, lui capisce. In yes sarebbe, Sì, no? Tradotto, sì, anche no. qua, attenzione, guardate. I'm gonna be young Elvis for you. Ah, Elvis giovane. Wise men say only fools rush in. Now, Stop. now, hold on, keep going. Now, old Elvis. Ora Elvis quello vecchio. Fall in love. Say you. Che vi avevo detto?
Che vi avevo detto! Che vi avevo detto! Thank you. Thank you very much. Grazie. Meraviglioso. Now, if you want, I can give you Sean Connery singing the Elvis Se song as vuoi well. posso fare anche Sean Sean Connery Connery che interpreta un brano di Elvis. Sentiamo Sean Connery, cioè, ragazzi, siamo avanti. Noi Sì, proprio- siamo avanti. proprio- Cioè, Un numero mica che non si è mai visto. noi imitiamo mica Mike Buongiorno. Sean ma va. Connery. Great wise men say only fools. It's late, only fools rush in. 'Cause I can't help falling in love with Pushy Galore. Scusate, ma Thank you. traduci Thank you. questa, è arrivata un'ANSA, ora, un'agenzia. Elvis Presley dichiara: anch'io so imitare Bublé, ma non mi fanno uscire dal rifugio dove sto da anni con Hendrix e Morrison. Certo. E Marilyn Monroe, Ma sì, scherziamo dai. anche sulla morte, perché tanto prima o poi tutti andiamo a finire là. E dispiace adesso se- una toccata di Vai, massa. Ale! Sì, Ale. Touch. please. Ok. Touchdown. Hai Touchdown. visto Bublé? Senti, dalle tue parti cosa si fa per Il esorcizzare? famoso touchdown, no? È questo. Per esorcizzare quando uno tocchi legno, cosa fai? Oh no, I just touch him just to touch him. ok. No, io tocco e basta, tanto per. Michael, touch iron, yes? You know it's Ok. amazing too. If you touch, Yes. it feels. Ah, Poi ok, toccando, devo dire, è anche gradevole. Anche come- Ah, sì, sì. You just If you close in the bathroom is Meno male che non ci sono le Esatto. telecamere. Meno male. Meno male che non ci sono le telecamere. Senti, Michael. Michael, dove sei stato prima di venire in Italia? Dove sei andato a presentare il disco che si chiama Everything, ma il CD invece si intitola Call Me Irresponsible, detto bene? Giusto, Irresponsible? Chiamami irresponsabile. Why? Where was I first? Or I was in Germany. Ero in Germania. Com'è? Sono come noi? They're very nice. Come parla l'inglese un tedesco? I can give you an imitation of a German speaking English. Yes, of course I can give you the German speaking English. Senti. They talk like this. Certo, posso dare. Senti, Parla inglese. ma non ci credo! Olga Fernando! È la numero uno. È la numero uno! Bossi, vieni qua, ti faccio sentire invece adesso, ti faccio sentire un siciliano di Palermo sposato con una svizzera. Senti cosa viene fuori. Like Al Capone. Guten Tag, ich heiße Francesco. Guten Tag, Guten Tag. Oder Senti, grüezi. mi dici come si dice in tedesco Babbo Natale? È una cosa, vai. Santa Claus. Santa Claus. No. In der Schweiz, sie sagen Sami Claus. Sami Claus. Sami Claus. Ma non gli fa paura ai bambini, sai che arriva Sami Claus? È vero. È brutto. No, era una curiosità che avevo, Sì, sì, sì. è una cosa così. Vabbè, Michael, noi adesso, veramente adesso abbiamo anche già parlato pure troppo. facciamolo Michael, cantare, dalla dai. Germania, dopo di qui dove andrai? And what's the next country you'll be in after Italy? America. Vado in America. Che gli devo dire? Voli? You're gonna fly? No, ci va a piedi, cioè, in bicicletta. Perché io... Terrified of flying. Oh, why? Hai paura, veramente? Sì, adesso però ho hai. cominciato a volare. beginning to Cominciato a no. volare. Purtroppo però per volare ho bisogno, faccio uso di... Drugs. No, drugs. Faccio uso di Lexotan. calmante. Cioè io se faccio un volo di un'ora prendo mezza boccia di tranquillante, quindi per me quando arrivo in qualsiasi posto, anche dopo un'ora di volo, per me è come fosse il... No! Pippo Baudo arriva a Viva Radio 2, ma non ci credo. Pippo Baudo, per chi non può vederlo in questo momento, si abbraccia con Bublé. Ecco Pippo, io faccio la cronaca. Vai. Abbraccia Olga Fernando, eccola qua, l'uomo che ha inventato la televisione. Si fanno i complimenti a vicenda. Fanno lotta greco-romana Guardate, le luci si riflettono sui capelli plastificati di Baudo che arriva. accecano tutti.
Mi sto intrattenendo. No, non sulle ginocchia, è tanto di moda adesso. Che ti fanno una foto, Pippo, Che ti fanno le foto, no, attenzione. Oh. Siedi Pippo, a me non mi caga proprio. No, ha visto mai? Dai. Ho visto tutto questo grande. Dove parlo? Da qualche parte sì, ecco. Poi, dammi un bacio. Tutto questo grande entusiasmo. Come stai? Limone. Tutto bene. Ho visto questo grande entusiasmo, ho visto Michael. Lui lo chiama Michael. Come Corleone, Michael. Lo chiama Michael. Lo chiama Michael. Corleone. Ti chiama Michael. E come lo devo chiamare? Michael. Michele. Questo è un amico. Senti, eravamo arrivati a un punto, A che punto? che gli stavo facendo una domanda Seria una domanda, stavo facendo serious question, perché è molto importante, io ci tengo a sta cosa qua. Cioè? Di tutti i paesi, no? Diciamo così. Allora, levando gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Brasile, il Portogallo, il Belgio, la Francia, la Germania, lo Sri Lanka, la Francia, il Marocco, qual è il paese dove ti trovi meglio? Via Asiago. Ma non ha detto l'Italia. Vorrei ringraziarlo con tutto il cuore perché veramente ha fatto uno sforzo. Ha fatto? Uno sforzo ha fatto per No, gli ho levato tutto intorno, ho levato mezzo mappamondo. Ma lui è cittadino del mondo. Certo, ha fatto anche una canzone che si intitola Home. Sì, bellissima. La conosci? È quella francese. Ma che cavolo dici, Pippo? Home è un'altra cosa. Home come casa? Come casa. Allora casomai dovevi dire napoletana, home. No. Senti, se no lui si rimane un po' escluso. Intanto diciamo che sarà Domenica In. Verrà. Domenica sarà 25 minuti con me, canterà, ballerà, farà cose che qui non può fare per motivi di spazio. Mi dispiace mai, ti tocca. Insomma, Ubi Maior. I'm sorry. Ubi Maior. Allora, adesso Michael deve cantare, perché noi qui tutti stiamo aspettando la sua voce. Sì. È vero. Michael, prendi posto. Allora, cosa facciamo? Everything, dai. Facciamo Everything? Sì, allora facciamo Everything? C'è proprio il singolo. Everything. Allora, Everything, aspetta, Cremonesi, fammi una cortesia. Allora, Everything è il singolo, quello che sta andando in questo momento in tutte le radio, dove praticamente si sente il disco. Qui no, perché qui lo faremo live. Tra l'altro insieme a Michael ci sono due suoi musicisti, il chitarrista, pensate, che si chiama Dino Meneghin, non sto scherzando, si chiama Veneto. Si chiama Dino Meneghin, sì. E poi al piano invece Alan Chen. Allora, Alan Chen. Signori, Michael Bublé dal vivo con Everything. 1, 2, 3, 4. Let's go. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. You're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me think. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, oh, we'll see it through, 'cause you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy
you're everything. Every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Yeah, yeah. So la 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 la. So la 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 la. Michael! Oh. Pippo Bravo, Baudo. bravo! Pippo Baudo ha seguito Bravo, l'esibizione. bravo. Great. Sì. Senti, ma questo Meneghin suona bene la chitarra, eh? Meneghin è fortissimo. Meneghin è fortissimo. Complimenti, eh? Dove stai? Sei Congratulations. Meneghin se n'è andato? è arrivato adesso lui. Meneghin è venuto ora, prima non c'era, è arrivato in questo momento. Michael, congratulations, perché sentire Michael Bublé dal vivo, live, è sempre un gran piacere, no? Poi non tutti rischiano a fare la promozione dal vivo, è no? una cosa bella quando uno è grande, capisci? Scusa, ma lei come fa a tradurre me a te insieme? No, ma lei è bravissima. La Fernando è bravissima. La Fernando può tradurre 20 persone contemporaneamente. Lo sai, posso dirti una cosa? Michael Bublé, oggi eravamo a pranzo, a un certo punto io gli ho detto: ma tu conosci Pippo Baudo? Fa, sì, io la prima volta che ho visto Pippo Baudo. Raccontalo tu, raccontalo. The first time, la prima volta. It was on his TV show, the first time. Stasera nella tua trasmissione. Sì. And they say to me, you know, this is Fiorello. Allora, mi avevano spiegato che sarei stato ospite di Fiorello, di una grande star, e la serata avrebbe visto anche la partecipazione del grande Pippo Baudo. He comes out with an alligator hat. E l'ho visto arrivare con un cappello a forma di coccodrillo. È vero, facevano il lucertolone. And I watch and I see the two. And you on the skateboard on e mi your ricordo eri su uno skateboard. And he puts his head in your ass. E ha infilato la testa col cappello di coccodrillo nel è stata la più grande sputtanata della mia vita. And my tour manager. L'ha fatta fare lui. Il suo manager che cosa ha detto? My tour manager. Il mio manager. He's very English. Che è molto inglese. And we see this and he said, I love mi Italy. Ha detto, meraviglioso. Hai capito? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo Come fatto? abbiamo varcato le frontiere? Senti, ci sarebbe un attimo la pubblicità, Fiore. Ma chi se ne frega? No, adesso non possiamo. Non possiamo. Advertising? No. Pago io, dai. Sicuro? Dobbiamo mettere. Sì, andiamo con la pubblicità. Advertising, 5 minutes, 2 minutes, vai. Finita? No. Azione. Sì. Mitsubishi Electric testa numero 111. Ciccio. Non vedo l'ora, Pippo. Oi, avvocato. Quale pezzo vuole fare? Che vuoi che canti? Puoi anche vincere un viaggio per 2 persone passando dal posto più caldo del mondo a quello più freddo. Il pezzo fa subito, quello di Henry Mancini? Quello di Henry Mancini dalla Pantera Rosa? Ora poi facciamo una cosa, non lo so, faccio l'avvocato. Ma ora 1-0 ti L'avvocato Messina. offre un'esclusiva. L'avvocato Messina.
Pippo, ti ricordi una vigile? Quando lui, no, cos'è il vigile? Quando lui sogna viene difeso da quella noi siamo l'avvocato e abbiamo preso italiano da 19 al 21 aprile. Oltre al 30% di sconto su Fiore, vuoi che vada già sul palco? Già sul palco, Michael. Ok. Non è il pezzo che posso aiutarla? Sapere tu che qual è il colore più bello del mondo? Fa subito! Così ogni colore. Fa subito! Fa subito! Dov'è? Dammi il titolo, ragazzi. Io, dai. Signora, in questo non posso aiutarla. Il titolo del pezzo che canterà, ragazzi. Che cavolo è? Lo faccio presentare a Enrico! Yeah, better be tonight. Yeah, better be tonight. La numero? Bello stasera! Michael! L'hai trovata, sì. Sì. Però il titolo è proprio meglio stasera. Ci siamo? No. Yeah. Hit that better beat tonight. Ci siamo! Di nuovo dal vivo! Viva Radio 2 con Pippo Baudo! Allora, DJ Pippo Baudo. Eccoci. Allora, caro Pippo, Che c'è? Dimmi. abbiamo Michael Bublé già in posizione on the stage. Ah, benissimo, che ci fa adesso? Senti Canta come giovane Pippo, come Io, very cosa young, sono very young, very young. Sempre giovane, together. È l'unico uomo che ha i capelli all'uncinetto. All'uncinetto. È difficile averli. Allora Pippo, stavolta lo presenterai tu, eh? Va bene. Ok, digli che ti presenterà Pippo Baudo. È un pezzo meraviglioso. E non mi dai la carta di aspetta un attimo, aspetta, mettiti la cuffia. Gli cadono le cuffie. È l'unico uomo che ha le orecchie più grandi della cuffia. Allora, è la numero 3, Pippo. C'hai degli occhiali che dovresti leggere anche la... Ha fatto una schermografia una signora. Allora, attenzione, presentation. Ok. Allora è la 2. Qua, hit head better. Yeah, sì. Capito? Vabbè. If, scusa. If bene. head better. Va bene? Allora, Bene. attenzione, Allora, signore e signori, è un grande momento. Già arrivano i fiori. Già Quando arrivano i fiori, esatto. compaiono i fiori. La scalinata. Da CD Call Me Irresponsible, come t'ho pronunciato? Call Me alla Irresponsible. Te la posso... Vedi? Attenzione, duetto tra Bublé e Baudo. Continua. Much too clever, I just adore you. So call me ba-da-da-da-da. Irresponsible. Call me. Silenzio. Michael Why canta don't Pippo. you call me? Pippo. Niente, è partito. Senti come si Non male, The new album, Michael. The new album, Michael canta Sing Pippo. Allora, sei pronto Pippo? It Let Me There Be Tonight. Meglio stasera. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Or
or somebody else may tell me and whisper the words just right. Me just said, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight, or somebody else may hold me and they might make me feel just right. Me just say, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. Michael Bublé, scusate, Michael Bublé, bravissimo, posso fare un complimento ai miei musicisti? Certo. Fatemelo fare, che cavolo. Bravi, vero, i fiati e batteria sono in tre, only three trumpets, only three, fantastico, sto big. Allora, ora tu, bravi. Olga, devi fare un gran lavoro di traduzione qua, perché il programma si deve fermare per un attimo. Sì. Perché qua vicino c'è un'aula di tribunale, un tribunale penale, fra l'altro. Penale, dove si discutono casi di omicidi, Sì. cose terribili, e c'è un avvocato, lui non conosce, Messina. si chiama Avvocato Messina, che difende le cause perse dei delinquenti incalliti, incalliti, come puoi vederne uno qua, eccolo. Esatto, questo è il delinquente. Vai. Allora, quindi sentiamo attenti, già i rumori. Si sentono già i rumori. Senti, Ci siamo? Sì. Silenzio, si comincia. Vai. Signori della Corte, signor giudici, oggi, Today. volevo vedere se la signora mi traduceva a questo PM che è venuto dal Canada. Si chiama Woodcock. Pure lui. Oggi da quest'aula si può alzare una sola voce. Ma che dico voce? Un urlo di dolore che grida vergogna! Avvocato Messina, Sì. l'imputato è accusato di aver ucciso il suo padrone di casa, il quale è stato ritrovato morto chiuso in macchina nel suo box, legato, imbavagliato e soffocato dal gas di scarico dell'automobile. Pure. Signor giudice, io mi meraviglio di lei che queste cose le vede tutti i giorni. Mi sembra chiaro che ci troviamo di fronte al più classico degli incidenti domestici. Certo. Neanche a chiederlo, è ovvio. Silenzio in aula, per favore. La vittima ci affogava nel box con la macchina accesa. Probabilmente ha perso i sensi prima di accorgersene. Ma oggi non siamo qua per giudicare l'assassino, ma l'uomo. Peggio che andare di notte. E se noi oggi condanniamo questo inquilino, guardatelo qua, che cosa dobbiamo dire allora di questi che abbandonano i cani in autostrada? Che dobbiamo dire di questi che mettono l'acqua nel vino? Che dobbiamo dire di questi che ti chiedono l'ultimo CD di Michael Bublé per masterizzarlo? Avvocato, cosa mi dice del fatto che la vittima era legata e imbavagliata? Se mi dici così, si capisce che lei parcheggia per strada, perché non ha il box. Quei posti dannati, questi bocchisi come li chiamano, sono sempre pieni di cianfrusaglie. Probabilmente la vittima, svenendo per i gas, è rotolato su una corda, che voi sapete come sono queste corde, lo sapete come sono le corde, si fanno i nodi da soli, si fanno. Sembrano vive, quasi. Ma chi siamo noi per dire chi è Caino? Certo. E chi è Uz Cain, gli ha detto. Uz Cain, Chi
chi è Caino e chi è Abele. Chi siamo noi per dire se l'Inter vincerà il campionato domenica prossima? No, glielo dico io. Chi siamo noi per dire se a Napoli vende di più Gigi D'Alessio o Gigi Fenizio? Certo, il bavaglio è difficile da spiegare. Nemmeno io riesco a trovare una risposta, ma d'altronde mica siamo a un quiz. E comunque non c'è sempre una risposta per tutto. Certo. Se no ci saremmo già spiegati com'è che l'Inter sbaglia sempre le partite decisive. Ma voi ve lo ricordate il film del maestro del brivido John Carpenter? Quale? Christine, la macchina che uccide? Certo. Ve lo ricordate? Sicuro. Voi ve lo ricordate? Sì. Ecco, io no, perché se vedo quei film la notte non dormo. Quindi. Per cui, signori giudici, sicuri di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Zitto! Ma zitto da che mi ha dato l'ergastolo! Ma che c'è da ridere? Mi ha dato l'ergastolo! Che te ridi? Zitto che ti poteva andare pure peggio. Ma come peggio? Mi ha dato l'ergastolo! Non si sono accorti che il box era il tuo! Questa è la sua voce da ergastolano. È quella, Era la voce da ergastolano. da ergastolano. Baudo, dici qualcosa. Avrai Bublé domenica, sì. ci farai 25 minuti. No, non lo vogliamo. Qui devo dire anche Bublé, portate dei fazzoletti che ci stiamo sciogliendo. È vero. C'è un po' di calma, vabbè, ma fa niente, lui gli offre. Vai. Tutto in diretta. Io però mi chiedo una cosa, perché? Ah, ce l'ha già. Arriva di tutto, arriva. Grazie. Sta arrivando di tutto. Che stiamo a fare, ragazzi? Sta giocando, giustamente uno gli tira una cosa. Facciamo partita di baseball. Oh! Punto al baseball. Ragazzi, però non so se notate, stasera lo vedete in televisione. Grazie. L'unico che non suda è Baudo, neanche È vero, niente. Orrendo, sono tutto bagnato, che dici? Abbiamo notizie? Allora, tornato in Canada, attenzione, Bublé dichiara di aver fatto un duetto con Pippo. Topolino si incazza. A me mi hanno dato, guarda, quello degli aerei ti hanno il dato. tovaglione dell'Air One mi hanno dato. Adesso ce ne sono un sacchettino anche. Il tovaglione dell'Air One. Allora, che volevi sapere tu? Cosa facciamo dopodomani? Facciamo così, insomma, lo ospiteremo, gli facciamo festa perché se lo merita. Ma tu le domande che gli fai? Le fai tu o... Non me le scrivono. No, le preparate. Che dobbiamo preparare? Con lui non si prepara niente, con un personaggio come lui basta presentarlo, canta. Perché lui ha un passaporto mondiale che è la sua voce. Capito? Mi verrebbe da dire una parola, sai come dire? Che è proprio bravo, questa cosa del passaporto mondiale. Capirai cosa c'è bisogno. Ha una gran bella voce. Ma tu hai sentito mai quando lui imita Eminem? Tu non sai manco chi è Eminem? No, lo so chi è Eminem. C'è presente Eminem? Eminem, lavori in Vaticano. Eminem. Ragazzi, chiudiamo, andiamo. Non c'è niente, andiamo via, dai, andiamo via. Scusa Michael, fai sentire ma Eminem è un rapper, dai. Adesso Pacciani ci fa un ritmo. Che ritmo vuoi? What the rhythm? Così oppure no. Come? Ok. Allora te lo fa Cremonese. Ok. No, è scarso. Ok? Attenzione, Eminem dal vivo, I said all day long. I said all day long I was playing my trumpet to the big band sound, talking not and fit, me near and far. But that's alright, y'all, cause I'm making it up. And I'm having the balls to come check this out. We're gonna move on the street, jazzing to the music from a stupid funk beat like. Attenzione, adesso un numero che molto tardi dimenticherete. Qual è? Signori, attenzione, Pippo Baudo che imita Bublé che imita Eminem. Vai, attenzione. Hey! Yeah. Come on.
Basta! Pensate, una volta Pippo le palle gliele prendevano, adesso da solo, fa tutto da solo. Io ti giuro ci faccio la suoneria del telefonino, ci faccio. Era Sanremo, right? Sanremo. Era lo sport preferito. Dopo aver visto questa esibizione, attenzione, Katia Ricciarelli rinuncia agli alimenti. È andata! Michael, Pippo, adesso veramente ci devi presentare tu, perché io e Michael finalmente posso fare dal vivo e con lui in carne ed ossa, Sì. Baldini. Vai, un duetto, dai. Home, che io per 1 anno e mezzo ho cantato con lui in video. Adesso in carne ed ossa. Adesso in carne ed ossa. Beh, è un momento unico nella storia dello spettacolo. Datemi un testo, perché io non mi ricordo le parole, scusate. Limoneranno per Pensavamo noi che non sul sarebbe palco. mai accaduto questo momento, invece è accaduto un miracolo. Sarà un miracolo. Miracolo. Che dici, andiamo sul palco o la facciamo da qua? Andate sul palco, on the stage. Please, on the Stage, stage. on the stage, On the stage, facciamo Allora, tutto così. attenzione. Diventi uno stagista, Allora, dai. una grande canzone cantata dal grande Michael Bublé, ma soprattutto in coppia con Fiorello, che è un fatto mondiale. Che mi stai cercando, Olga? Allora, ce l'hai? Il testo ce l'ho io qua. Il testo, vabbè, tu... Va bene. Home. C'hanno un testo a due Lui, piazze. attenzione, no, diciamo che Home è fatta da lui in inglese, ovviamente da me in siciliano. Perché l'hai tradotto in siciliano? In italiano, in italiano. Ma in siciliano va benissimo, Italiano. perché tu basta che Dai. fai C che sta... Ok. È simpatico forte, Niente, Cremonesi non sente, deve comincia. Comincia, Cremonesi, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yeah. Home, sottotitolo Ritornerò. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Oh no. C'è troppa gente che si muove intorno a me, sono solo però, ma ritornerò, da te tornerò. I've been reaping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Ma le parole troppo spesso, sai, non bastano. My words were cold and flat, and you deserve more than that. È troppo tempo ormai che viaggio solo, sai, ma io già so, ritornerò che ti troverò. Let me go home, 'cause I'm just too far from where you are, and I wanna go home. Wanna go home. Alla chitarra direttamente dalla Sardegna, Corraduzza Compress. E mi trovo a recitare una vita che non mi appartiene più, proprio perché manchi tu. And I know just why you could not come along with me, 'cause this was not your dream, but you always believed in me. È troppo tempo ormai che viaggio solo, sai, non ce la faccio più, non resisto però, io ritornerò. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home, let me go home, 'cause I miss you, you know. Miss you, you know. Let me go home.
da te mi ritroverò. Let me go home, 'cause it'll all be alright. I'll be home tonight, 'Cause I'm coming back È Pippo Gode! Bravi! È Pippo Gode! Bravi! Che bello ragazzi, che bello! Chi c'è? Sì, adesso arriva. Allora, voi preparate qualcos'altro, qualcos'altro Cremonesi? Accomodiamoci. Che, io in tutto questo mi chiedo, Mike, buongiorno. Che fine ha fatto? E ora poi che ha sentito... No, ci ha chiamato. Ha chiamato prima ha fatto uno scherzo. Da mezzo chiuso? No, ha fatto uno scherzo e ha cominciato a dire io ti ho dato la parola d'onore. Sì, ha fatto il padrino, ha fatto. Faceva così, sì. Lo volete chiamare? Lo vogliamo chiamare? Ma non risponde. Vogliamo chiamarlo? Se vuoi ci proviamo, Vogliamo provarci? Vogliamo provarci? Però chiamiamolo, dai. Olga, Ma se sente che c'è Baudo... Spiega chi è Mike, è un americano che scappò dall'America e noi l'abbiamo rifugiato. Non dire molti così. anni fa e l'abbiamo ospitato nel nostro paese. Adesso è molto vecchio. Sta suonando. Ma malgrado, anche se è molto vecchio Non ancora, ti fare cammina, sentire, Pippo, non ti ce la fare fa, sentire. e fa la Molto pubblicità vecchio. assieme a lui, fa la pubblicità. Adesso l'ha fatto da vestire da Garibaldi, che tu sai chi è. Praticamente è come abbiamo Niente, non ci risponde niente. Pippo o prende il Viagra, non lo so, non si ferma più. No, non lo piglio io. No? Non lo piglio io. E lo piglia un'altra persona. Pensa se ha Che è stato sentito... fotografato nella sua villa con 5 donne. Pippo. Niente, non ci risponde. Come non ci risponde? No, purtroppo non ci risponde. Non lo so che non ci risponde. Lui o risponde a primi 3 squilli O se no niente. Guarda il telefono e sono loro, ma non scopre, rispondo, basta, Ha voluto fare il suo scherzo oggi e così è Basta, andato. Allora, vai. Allora, andiamo avanti ancora, avremmo dovuto finire la Alle trasmissione 3. in questo momento, ma non possiamo finire, quindi chiamiamo gli spostati. Ci Pronto? siete? Li conosco gli spostati. Ciao! Mi sa ci siamo che noi- sentiti quest'estate, quest'inverno. Scusate, c'è una notizia uscita su Michael Bublé adesso. Cioè? Allora, Michael Bublé a Vanity Fair dichiara, questa è una cosa bellissima vera? da parte. Sì, vera. Divido i miei guadagni, senti Pippo, con i miei genitori e le mie 2 sorelle. Se io guadagno $5, li divido per 5. Se guadagno 5 milioni, li divido sempre per 5. Marco Baldini inoltre ha richiesta di adozione alla famiglia Bublé. Beh, insomma, tanto male non è, No. Cos'è questo? You play horse? Marco No? No? Chi te l'ha detta sta cosa? Ha parlato di No, cavalli? No, io gli ho detto you play horse. L'ha adottato già. Stai tranquillo. Marco Bublé ha detto. Marco Bublé. Yes, sei MB. adottato. Non devo neanche cambiare le iniziali. No, perché ho sentito horse, appena ho sentito No, horse. io ho detto you play horse, giochi a cavalli, Ah, tu perché gli hai casomai detto. Subito. gli dicevo do Dì you che like è il suo capannelle? sport, preferito. Sì. Allora, Sì. dovremmo finire spostati, non vi Sì. preoccupate, pronto? Ecco. Come chiudiamo? Che c'è qualche altra No, c'è dobbiamo un'altra chiamare- notizia che mi ha fatto ridere su Berlusconi. ecco. Guarda Fassino al congresso dei DS e dichiara: sapevo che la sinistra aveva degli scheletri nell'armadio, ma qui ce n'è uno pure sul palco. Senti, Non è male. No, senti, visto che abbiamo Michael qua, Sì. poi tanto va a riposarsi oggi pomeriggio, non devi fare nulla, vero? No, Oggi, no. tutta la giornata. Ti devi riposare. Il prossimo impegno sarà Baudo, no? e quello sarà molto impegnativo. Next domenica, insomma, vedrai che ti divertirai moltissimo, programma pieno di vita. Programma con Che cosa vuoi insinuare? Pippo, che cosa vuoi non so che insinuare? ci sono stato pure io, no? I'm going to take Viagra for that. Perché lì si io il Viagra per resistere. Hai visto? Come mi conoscono bene? Comunque sei molto elegante, Anche Paolo, lei. oggi. Non so se per l'occasione, sì, stai No, proprio mi sono bene. vestito normale, con un bel panciottino, una bella cosa. Stai proprio bene. Io direi Michael, visto che ormai poi tanto ti riposerai, un bel classico, no? Un classico lo possiamo fare.
Oh, Ah, yeah. E che cosa possiamo? Però scegliamolo insieme, magari. Che possiamo fare? Sì. Eminem, ovviamente. No, basta. No, abbiamo fatto. Allora, minoritano. a me mi piacerebbe molto Always on My Mind, a me personalmente, che è un pezzo meraviglioso. Ma no, perché lui ha fatto una versione bellissima, devo dire, ha fatto una versione bellissima. Allora, dopo Michael Bublé c'è una sorpresa, perché ci sarà un collegamento, mi dicono dell'ultima ora, con Franco Battiato. Sì, e poi quindi salutiamo, dopo Bublé. Beh. Allora, Michael, ti va bene a te, ok? Yes, Ok? yes. Allora, la versione che troverete nel CD è che qui Michael ci canterà dal vivo. Sentite che spettacolo questa canzone fatta in questa maniera qua. Cioè, proprio meravigliosa. Michael Bublé. Thank you very much. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Let me start again. That was crap. That was crap. Pensa. Allora, Michael, sappi. Now, this time, when I sing, I'm going to sing in the same key that he plays in. Posso dire una cosa? Questa è una sua convinzione. C'è gente c'è gente che se cantasse così in Italia venderebbe 180.000 copie subito, così. Thank you. I've never worn these before. Ma Non tanto, ho mai messo queste cuffie prima, eh? stai tranquillo, quelle sono. Guarda. Sì, Allora, la rifacciamo perché un artista deve essere contento. Qui poi tanto noi non siamo neanche in diretta. There we go. Signori, io ripeto. Ma pensa, quando mai un artista non si ferma e dice rifacciamo che è straordinario che faccia questo. Michael Bublé. Maybe I. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, and I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind.
but you were always on my mind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Signore, signor, Alan Chang on the piano. Little things I should have said and done, and I just never took the time. But you were always on my mind. You're always on my mind. Yeah. You were always on my mind. You were always on my mind. Together. You were always on my mind. Grande. Non ci va, Michael, non ti muovere, don't move, Cremonesi. Se io ti dico when my rimba start to play, tu che mi dici? Guarda, si prende la mano. Ma suona Cremonesi, ancora sta per vai con le mani. Allora concludiamo Viva Radio 2 questa sera, la vogliamo finire in bellezza, ringraziando il nostro grande ospite di oggi che è Michael Bublé. E poi, aspetta, Michael Bublé, Pippo Baudo, Fiorello. Can't say that che mi chiedemi. Can't say that, can't say that. I can't say that, give me this one more. Can't say that, I can't say that. Come un fiore io rimango lì, docile, fragile, dondolando con il vento che mi trascina e se ne va. Michael! Other dancers may be on the floor, dim in my eyes will see only you. Now only you have that magic technique. When we sway I go in. Quando suono una marimba io vado su, poi torno giù, dondolando con la musica, sembra inevitabile. Musica oggi a Viva Radio 2. He querido volver a vivir el pasión, el calor de otro amor. When we sway I go in. Pippo Baudo. Un fiore io rimango lì, docile, fragile, dondolando con il vento che mi
trascina e se ne va, dondolando con il vento che mi trascina e se ne va. Vai Pippo! Dondolando con il vento che mi trascina e se ne va. Grazie Marco Baldini, grazie ai nostri tecnici, musicisti. Pippo Baudo, grazie Pippo, grazie per la visita, grazie. Domenica In e Michael, grazie Michael, thank you very much. Thank you very much. Olga Fernando, grazie. Olga Fernando. È stata meravigliosa, Olga, brava. Tecnici della Rai. Salutiamo Rai Sat Extra, Rai Sat, che ci ha ospitato questa sera. Guarda la telecamera, quella. C'è la telecamera. Ciao. Ciao. Pippo, c'è la telecamera, guarda. Non l'hai mai vista, quella telecamera è quella. Radio per non lavorare. Sì. Alla prossima. Pubblico, vi potete alzare, ve ne potete già andare. No. Ah no. Grazie. Adesso facciamo un gioco, vi facciamo vedere come si fa quando un programma radiofonico va in onda alle 7 del mattino. Certo. Quando il programma va in onda alle 7 del mattino, praticamente succede questo. Allora, attenzione. Allora, in questo momento vi parliamo, circa le 11, non so che ore è di sera, ma sono le 3:15. Adesso guardate come si fa alle 7 del mattino. Attenzione. Pronto Lolli? 3, 2, 1. Buongiorno, sono le 7 del mattino. Dal vivo. Che sonno che ho. Tutte le persone che si sono svegliate presto alle 6 per essere qua. Ma che bella puntata che c'è stata ieri. Ieri, quando c'era Michael Bublé. C'era Pippo Baudo. Quando c'era Pippo Baudo. Sì, ora invece anch'io stamattina. si è svegliato pure Pippo. Si è svegliato anche lui. Per tornare qui, A proposito, a un certo punto c'è stato con noi Martano Volpi, il nostro toscano, che ci ha parlato dei DS. Sentiamolo. Eccolo qua. Che ridere! Una meraviglia. Simpatico. Una meraviglia. E poi dopo c'è stato anche un c'è stato collegamento. Il nostro scrittore preferito, Federico Moccia. Sentiamolo. Che ridere! Bravo, memorabile. È bravo, Federico Moccia. Memorabile la ringa dell'avvocato. No, aspetta, prima della ringa. Alla fine concludiamo. Prima della ringa dobbiamo fare un sunto di tutto il Bublé di Michael Bublé, che è stato con noi, ha fatto qualsiasi cosa. Un bouquet di Bublé. Un bouquet di Bublé. Sentiamo. Vai, senti. Meraviglioso, una cosa bellissima. Se ci fosse Bublé qui, non può perché sa cosa sta preparando per me domani, capisci? Non può. Allora Pippo, com'è andata ieri sera, Domenica In poi con Bublé? Eccezionale. Ieri sera c'è stato Domenica In. È stata veramente la cosa. No, al di là degli scherzi, veramente sono rimasto affascinato. Ma lo scudetto è andato all'Inter, quindi, no? Sì, lo scudetto all'Inter. No, forse lo danno al Catania. Sì, certo. Sì. Pensa tu se domani tutti te l'aveva detto. Perché è bello quando uno registra una cosa, no? Che tu che ne sai? Che ne sai? Che ne sai che lunedì ci sei ancora? Esatto. Io che ne so. Esatto. Lui che ne sa. Scusate, infatti, ma di mattina vaffanculo. Fantastico, giustamente. No! Bene. Allora c'è un pezzo della puntata registrata 2 giorni fa in cui Pippo Baudo però quello si può solo vedere, quello sarà un cult blob in cui Baudo imita Bublé che imita Eminem. Quella è una cosa che però si può anche sentire, No, sentire, sì, bravo, si può sentire? Sì, vai, sentiamo. Allora un po' di Baudo Bublé, sentiamo. Bellissimo, e con questo possiamo salutare, signori. Con questo salutiamo. Possiamo chiudere. L'avvocato, dai, prima la ringa dell'avvocato. Bene. Possiamo salutare, amici? Sì, salutiamo anche Mike Buongiorno che non siamo riusciti a contattare. È vero, ciao Mike. Chi c'è oggi ospite? Oggi chi c'è ospite? Nessuno lo sa. Stanno chiedendo. Giacobbo, ok, esatto, vabbè. No, abbiamo detto. Chi c'è oggi? Giacobbo, sì. E Luca Barbareschi. Non lo sapevo, ho saputo ora.
Giacomo che parla di UFO. Sì. Ah, sì. UFO, gli UFO. Un argomento interessante. Sì, tu ci credi agli UFO? No. No. Dai. No, come no? Perché Come tu credi sei- agli UFO? Tu come sei arrivato sulla Terra, secondo me? Allora, Un ufone. Pippo, sei stato straordinario, eh? Sei sì. stato veramente straordinario. No, quella di, guarda, la devi fare a Domenica In. fidati. Quale? Eminem. Eminem lo devi fare a Domenica In, perché è una cosa, guarda, Eminem, tu facevi ciao, ma prendeva troppo. Bellissimo. No, Pippo non è che- Rap. Pippo Rap. Allora, grazie, buona Bene, giornata, ciao. buon lunedì. Buongiorno, buon lunedì a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao.